La maximulta elevata al 59enne trevigiano che non ha raccolto i bisogni del cane ha fatto discutere in città. 400 euro sono tante secondo alcuni, ma poi il coro è unanime. È giusto così, bisogna che la gente abbia più senso civico. Sì, è un po' eccessivo, cioè certamente il regolamento c'è, quindi andrebbe rispettato. È giusto e non dovrebbero darne anche di più perché le persone sono molto incivili. Ma sui soldi quello magari si può discutere, però è giusto. Cioè, uno ha un cane, ha delle responsabilità. Dobbiamo dire che in città c'è una signora che quando porta a passeggio il cane è abituato, che aspetta un attimo e mette sotto un foglio di giornale per non sporcare le piastre. È bellissimo educare un cane a fare anche questo. Sono tanti soldi, però basterebbe che cominciassero a multare, cioè in realtà non serve neanche così tanto perché poi quello poveretto è stato preso come capro espiatorio, però effettivamente sulle mura non si camminava più. In estate poi, dicono i cittadini, la situazione peggiora. Ben vengano le multe per chi non rispetta le regole. È giusto e che serve anche da esempio, insomma. Giustissimo, tanti però giusto, giustissimo. Sono perfettamente d'accordo. Io ho sempre raccolto. Sono tanti soldi, ma io per esempio ho appena raccolto quello che dovevo raccogliere e l'ho eliminato. Oddio, 400 euro sono tanti. Da un lato esistono comunque i sacchettini, quindi se uno ha un cane e lo porta fuori per il centro città deve sapere che deve raccogliere i suoi bisogni, insomma, per civiltà e per rispetto nei confronti di tutti.